Aveva utilizzato lo spray urticante per rapinare un'anziana e portarle via pochi spiccioli, ma è finito nella rete dei carabinieri. I militari del radiomobile della compagnia di Thiene hanno arrestato un giovane del posto con l'accusa di rapina aggravata. I fatti risalgono all'inizio di febbraio, quando il 29enne aveva intercettato l'anziana che tornava a casa dopo aver fatto la spesa. L'aveva avvicinata e strattonata per un braccio nel tentativo di portarle via la borsa. Alla fine la poveretta era caduta a terra, dove il rapinatore le aveva spruzzato dello spray urticante sul volto per poterle rubare le poche monete che custodiva nel portafoglio. Della rapina si sono occupati i carabinieri, che hanno acquisito le immagini delle telecamere della zona e sono riusciti a ricostruire il percorso del fuggitivo. Alla fine l'uomo è stato identificato e nella sua abitazione sono stati trovati anche i vestiti che aveva usato durante l'aggressione. La procura ha chiesto e ottenuto dal GIP del Tribunale di Vicenza gli arresti domiciliari e ora il giovane è a disposizione dell'autorità giudiziaria nella sua abitazione. Questo atto dimostra l'efficacia, la determinazione di tutte le forze dell'ordine nel proteggere la nostra comunità. È quindi essenziale riconoscere il loro impegno e la loro professionalità nel garantire la sicurezza di tutti. L'arresto di chi commette atti criminali, specialmente quando vengono inflitti danni a individui vulnerabili come gli anziani, è un passo importante verso la giustizia e il mantenimento dell'ordine pubblico. C'è altresì da dire che la strategia intrapresa da questa amministrazione nel potenziare il sistema di videosorveglianza in città è sicuramente la strada giusta per fornire una risposta decisa a chi intende delinquere nel territorio.